Live da Casa Veneto, siamo qui con lo studio Cortina 2021, in quest'angolo che vi abbiamo cominciato a raccontare essere l'angolo delle storie, l'angolo dei racconti. Tutti i racconti però hanno bisogno di una copertina, hanno bisogno di un'introduzione, che nel caso dei mondiali è stata la cerimonia inaugurale. Ne parliamo oggi con un'ospite graditissima, finalmente posso anche dire che c'è una vera professionista del microfono con noi, non vi dovete beccare soltanto me. Diamo il benvenuto a Petra Loreggian. Grazie mille, ciao a tutti, grazie davvero. Allora, io entrerei subito nel vivo, proprio senza girarci intorno. Abbiamo visto tutti la cerimonia, non oso immaginare il casino che ci sia dietro, come funziona. Ci racconti qualcosina? È stata una grandissima emozione e soprattutto, guarda, la parte forse più difficile, più difficoltosa è stata proprio affrontare il maltempo. Fino a 10 minuti prima di cominciare con la diretta c'è stata una delle nevicate, credo, più storiche che io abbia mai visto, più fitte della mia vita. E loro sono stati incredibili perché in pochissimo tempo sono riusciti comunque a pulire il palco e a creare una situazione che fosse sicura per tutti quelli che dovevano esibirsi. Comunque abbiamo avuto dei grandissimi ospiti, Gianna Nannini, Francesco Gabbani, ma anche tantissimi performer che dovevano arrivare magari calandosi da una gru sotto alla neve. Quindi ho visto veramente dei grandissimi professionisti che nel giro di poco tempo sono riusciti a ricreare una situazione sicura e agibile per poter partire con una diretta, insomma, che da questo punto di vista è stata sicuramente molto complicata, però anche molto emozionante. Immagino. La neve ha creato sicuramente l'atmosfera giusta per quello che stavamo facendo. In fondo, insomma, era la cerimonia inaugurale dei mondiali di sci alpino di Cortina 2021, quindi la neve secondo me ci stava fino in fondo. Diciamo che nessuno sceneggiatore avrebbe potuto prevedere un contenuto No, neanche migliore. un effetto speciale così bello, secondo me. È stato davvero emozionante. E a livello tuo personale, anche perché comunque hai maturato tante esperienze di presentazioni dietro al microfono, oggi sei la voce e uno dei volti di RDS. Certo. Qual è stato il momento per te personalmente più emozionante? Poi so che quando sei in performance non è facile goderti la bellezza, no, però ti dico, su quel palco sicuramente è stata l'esibizione di Gabbani e in generale la parola chiave di tutta la cerimonia di questi mondiali. L'ho ripetuto tantissime volte anche sul palco. La parola chiave era futuro e tutto nasceva anche da una canzone del grandissimo Lucio Dalla, Futura, canzone a cui io sono particolarmente legata perché ho avuto la grandissima fortuna di intervistare Lucio Dalla tante volte, e una delle ultimissime è stata proprio a casa sua a Bologna, dove lui ha una fantastica collezione di treni, di trenini in miniatura. Era un grandissimo appassionato di trenini e di ferrovie. Io all'epoca facevo un programma su Italia 1 che era tutto girato su un treno, quindi capitava fagiolo nella casa giusta e soprattutto dal cantante più giusto che mai. E io ho sempre pensato, nella vita, un giorno dovessi mai avere una femmina, la chiamerò Futura. E a fine intervista ho guardato Lucio Dalla, ho preso coraggio, ho fatto un respiro pazzesco, ho detto: senti Lucio, grazie per tutto quello che hai fatto, per questa fantastica intervista, ti devo chiedere questa cortesia, mi faresti sentire un pezzettino di Futura? E lui mi ha cantato tutta la prima strofa a cappella, io piangevo disperata ed è stato un momento super emozionante. Quindi vederlo rifare sul palco da Gabbani è stato sicuramente forse il momento più bello per me personalmente di tutta la cerimonia. Ma allora, io davvero professionista butto il programma che abbiamo anche condiviso fuori dalla finestra perché voglio stare sul tema un attimino di più, perché ne abbiamo parlato anche noi nel nostro diario. Io ho adorato la versione di Gabbani, certo. adoro quel brano, e ne approfitto anche per chiederti, a livello di universalità, la musica è un linguaggio molto universale. Certo. Lo sport lo è altrettanto, perché fondamentalmente qualunque sia la tua nazionalità, la tua lingua, quella roba lì è emozionante alla stessa maniera. Un brano del genere, che impatto può avere in un contesto che non è abituato magari ad ascoltarlo come un contesto sportivo? Beh, secondo me la magia della musica è poi la stessa magia dello sport, cioè in quel momento una performance sportiva come una performance artistica su un palco, e quindi un cantante che esegue un brano live, tra l'altro un brano insomma di quell'intensità, no? Futura, regala un'emozione pazzesca, quindi il meccanismo è identico, cioè in quel momento il nostro ruolo di presentatori, di performer, di cantanti e di sportivi è di regalare al pubblico una gigantesca emozione. E secondo me la cosa più bella in assoluto è quando questa emozione traspare. Io di sicuro la mia su quel palco si è vista fino in fondo. Io sono entrata alla fine di Futura e avevo veramente gli occhi lucidi, le lacrime agli occhi, perché comunque anche dopo tanti anni di esperienza la cosa che ancora mi fa sentire viva e che mi piace di più forse del mio lavoro è che
ho ancora la pelle d'oca quando, no, mancano pochi secondi Certo. a raggiungere il centro del palco. E secondo me questo è un parallelismo importante. Lo sport fa la stessa cosa, cioè in quel momento sì, è vero, lo sportivo corre, scende, si lancia, nuota per se stesso, ma lo fa anche perché in quel momento sta regalando una parte di se stesso agli altri. E in questo, voglio dire, cantanti e sportivi fanno secondo me la stessa identica cosa. Regalano una parte di sé al pubblico. Sì, è condivisione, Sì. ed è comunicazione, su questo non c'è dubbio. Infatti è chiaro che nella musica sia più immediato, nello E anche sport condivisione di un lato magari più intimo, no? Certo. Ognuno di noi lo fa a modo proprio, chi lo fa con le parole, chi lo fa cantando, chi lo fa eseguendo un triplo salto carpiato, No, certo, non è lo vero. so. Ma ti dirò che non è un caso che per esempio i momenti dell'atleta che rimangono più impressi nella memoria del tifoso ma anche dell'appassionato occasionale sono proprio quelli in cui traspare un aspetto non puramente sportivo ma che è un pezzo di carattere, che non è parte della narrativa Sai, classica. apparentemente sembriamo tutti delle macchine da fuori, no? Sembra tutto molto semplice, in realtà è tutto molto molto difficile. Loro sono dei supereroi per me, io non sarei in grado di fare niente di No. tutto quello che che vedo nel mondo dello sport. No, sicuramente. Tra l'altro, piccola nota tecnica, perché anch'io quando è partite le prime note, quindi è più una domanda che ti faccio, Sì. perché nella mia ignoranza musicale, semplicemente Certo. fruitore, amante della musica italiana, partono le prime note e il mio pensiero proprio immediato è: spero che sia fedele all'originale, perché chi cresce, no, con quell'immagine Con di quel Lucio, ricordo, quel sì. ricordo, eccetera, c'è sempre il rischio blasfemia, chiamiamolo così. E invece devo dire che poi, correggimi se sbaglio, ho apprezzato un'esibizione, un'interpretazione pulita, che non volesse mettere troppo del suo dentro qualcosa che sarà per sempre di Lucio. Tu hai fatto questo ragionamento da spettatore, pensa a lui, cioè pensa a Gabbani nel momento in cui hai detto: senti, guarda, tutto bene Francesco, vieni qui, però dovresti aprire con un pezzo, io direi Futura di Lucio Dalla. Cioè secondo me lui per primo, per un attimo tipo gli è mancato il fiato, perché comunque per quanto Gabbani sia un grandissimo cantante, tu vai ad affrontare un mostro sacro della musica e il confronto parte inevitabile. Lui è stato molto bravo perché l'ha rifatta a modo suo, quindi ha interpretato secondo me più il messaggio che la canzone in sé, ed è stata quella la chiave giusta, perché non ti puoi paragonare ad un mostro sacro come Dalla, cioè, nessuno può farlo. Certo. Quindi immagino che anche per Francesco Gabbani non sia stato semplice Sì, certo. arrivare lì, vedere quel panorama, quella neve, avere Quel la testo. sensazione, no? Di quello che stava trasmettendo e averlo fatto con quella naturalezza. Non è stato semplice neanche per lui, ne sono certa. Certo, poi è un testo che tutti sanno a memoria e ha la capacità di essere sempre nuovo, che è Certo, una roba veramente avantissimo, impressionante. sì. E la domanda mi viene spontanea e facile, cioè come si arriva ad intervistare Lucio Dalla? Cioè da dove parte? Dove nasce la tua passione per questo mestiere qua? Guarda, per me è nata assolutamente per caso, perché io sono figlia di un batterista di un gruppo beat degli anni 70. Mio padre suonava, era il batterista delle Anime, quindi io sono cresciuta a pane e musica in casa. A un certo punto viaggiavo, facevo l'accompagnatrice turistica, la tour leader, e ho pensato che avevo voglia di fermarmi. E feci un provino per un piccolo programma che parlava di musica underground, si chiamava Il Muro, andava in onda su una piccolissima emittente, poi da lì insomma sono partiti moltissimi cantanti che sono diventati strafamosi, moltissime band. Abbiamo avuto proprio tutti quelli che all'epoca erano proprio in erba, no? Arrivavano con il CD o con la cassetta con la fotografia infilata Personal dentro. branding. Esatto. E mi ha visto Claudio Cecchetto, io sono partita così. Claudio mi ha proprio chiamato e mi ha detto: vuoi venire a lavorare per me? Pensavo fosse uno scherzo, ho buttato giù il telefono 2 volte, alla terza ci ho creduto, ho risposto e ho cominciato facendo radio con lui e poi di conseguenza televisione, insomma e tantissime altre cose, però assolutamente per caso. Sono cose arrivata a migliori questo nascono programma, tra l'altro guarda, ho fatto il provino in divisa, perché avevo appena accompagnato un gruppo a Milano e quindi dall'aeroporto sono arrivata con la divisa blu e mi ricordo che per non essere proprio super babbo ho detto no dai, veramente, con la gonna al ginocchio, in autobus, perché ho preso l'autobus per andare al provino, ho arrotolato la gonna come nei migliori film per accorciarla Per un dare po' un pochettino di- ed avere un po' più di chance di potercela fare, e poi ce l'ho fatta. Fortunatamente non mi hanno scelto per le gambe lì. Ti È sto andata immaginando bene. stile hostess Panam anni 60. Esattamente quello. Ha già il suo fascino. Esattamente c'ha il suo fascino. quello. E una cosa che veramente è anche più una domanda personale, una Sì. curiosità, no? Perché vedo la passione con cui parli di quello che fai. Passa mai la paura da palcoscenico, l'elettricità o col tempo si No. peggiora soltanto? Guarda, non passa mai. Io veramente
30 secondi prima di cominciare a fare qualunque cosa in diretta, anche adesso con te, penso sempre, proprio una frase che è ricorrente: ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, perché lo sto facendo? Perché non sono dietro le quinte? Sembra un insulto. Davvero, però a me viene sempre, la domanda me la pongo sempre, però ho dei metodi poi per far passare quel momento, e il metodo più efficace in assoluto me l'ha insegnato proprio Cecchetto, mi ha sempre detto: tu devi arrivare preparatissima a tutto quello che andrai a fare, anche se il cantante non ti piacerà, anche se la canzone non è la tua preferita, devi sempre presentarla, proprio parole santi, come fosse il Festival Bar, mi diceva, no? E l'idea è assolutamente quella, cioè tu comunque sei sul palco e stai facendo la presentatrice, cioè la tua idea personale. Secondo me in quel momento, se è positiva, è giustissimo che venga fuori, ma se è terribilmente negativa, secondo me ci sta che ci metti una dose di astuzia e riesci comunque a farla molto bene. Bene, no, sono assolutamente Io ho sempre d'accordo. studiato, cioè, qualsiasi intervista io abbia fatto nella vita, anche ai cantanti più piccoli, più emergenti, ho notato stupore nelle loro facce, perché io arrivavo preparata su quello che avevano fatto, e magari era la prima volta che si trovavano davanti un'intervistatrice preparata anche nei confronti di qualcuno che magari stava emergendo in quel momento. Lo trovo molto curioso perché, per esempio, da un lato è comprensibilissimo perché poi parte la sindrome dell'universitario che hai studiato Sì. tantissimo ma poi fai scena muta davanti Esatto, al professore perché esatto. c'è l'aspetto emotivo. Devo dire che io invece quando mi approccio agli atleti tendo a leggere il meno possibile, a prepararmi il meno possibile perché non voglio arrivare con preconcetti. Ovviamente il background va conosciuto, quello che hanno fatto, però non voglio arrivare con le domande che lo guidano troppo dove voglio io e non dove vuole lui. Però è interessante vedere, no, che sono Però è diversi. bello perché tu fai una lettura, secondo me, degli atleti che è un po' diversa, esula un pochino dall'intervista standard, cioè lì deve proprio emergere quello che loro sono. Devi anche pensare che quando un cantante arriva a promuovere un disco, comunque sia la parte, tra virgolette, più commerciale, più pubblicitaria della persona deve comunque emergere. Chiaramente. Quindi sono proprio due approcci diversi nell'intervistare le persone, e entrambi efficacissimi, e secondo me proprio a seconda di quella che è poi la destinazione dell'intervista. Ovviamente. È più giusto essere in un modo o nell'altro. Sì, no, è proprio curiosità, no? Sì. Diversi approcci. Diciamo che chiacchierata bellissima, io la porterei avanti ore. Binario, musica e atleti, quindi Ok. performer e atleti. Dici che siete entrambi degli intrattenitori, Sì. no? Perché comunque tu devi intrattenere il pubblico, dare un'emozione, eccetera. Il parallelismo atleta-performer, ti ci rivedi? Ci sono dei punti di contatto secondo te? Mi ci rivedo nella preparazione innanzitutto, no? Quindi come dicevamo poco fa è fondamentale prepararsi in entrambe le cose, quindi l'atleta deve allenarsi, il presentatore deve studiare, deve arrivare assolutamente preparato a quel percorso, e credo che poi questo meccanismo serva proprio anche per affrontare la gara, e in questo caso per affrontare la performance. Cioè se tu arrivi con la paura di dire adesso cosa non mi ricordo le parole, è finita, cioè Certo. tutta quella parte emotiva che va bene che debba trasparire ogni tanto, Ma anche meno. lì diventa un'altra cosa, Certo. lì diventa un'altra cosa. Quindi sicuramente forse nella preparazione c'è, poi nel picco di adrenalina, quello immagino che arrivi ad entrambe, magari al presentatore arriva poco prima di salire sul palco, forse all'atleta arriva alla fine della sua prestazione perché va a rivedere quegli ultimi secondi per cercare di capire come ha fatto. Essendo io assolutamente negata in qualunque sport, pur avendo fatto 10 anni di ginnastica artistica, ho delle reminiscenze di quando da giovane partivo e dovevo fare, che ne so, la rovesciata sulla trave, sapevo che non mi sarebbe venuta magari benissimo, e ricordo, ecco, che ad esempio in quel momento scendeva l'adrenalina soltanto alla fine. Adesso mi capita esattamente il contrario, cioè parto che mi rilasso e poi arrivo alla fine che proprio il picco d'adrenalina è alle stelle. Ok, e nel sentirti parlare mi è venuto in mente i motori delle macchine, Sì. non so perché, non chiedermi perché, ma recentemente ho cambiato macchina e adesso c'è questa grandissima tecnologia che per me è veramente come fosse caduta dagli alieni, che il motore mi indica quando devo cambiare marcia. Ok. No? E in questo processo di tensione ci sono dei momenti, mi rendo conto che anche per me ci sono, in cui mi rendo conto, ho un indicatore, una spia che mi dice questa è la tensione giusta, troppo Ok. poca Mhm. o troppa. C'è un tuo indicatore che dici quando mi sento così, prima di una performance, prima di un live, so che sono centrata? Sì, allora io ad esempio sono una che lavora molto alla vecchia maniera, quindi io detesto i gobbi elettronici, utilizzo proprio la scaletta. Allora, io la scaletta me la riscrivo sempre e comunque, posso avere l'autore più bravo del mondo, Roba mia. ma prendo la mia scaletta e me la riscrivo tutta e lavoro con la mia scaletta. Io non voglio mai lavorare con cose fatte da altri, perché sono sicura soltanto di quello che io ho controllato. Ho una giga
gigantesca mania del controllo. Quindi in quel momento, quando ho la mia scaletta precisa, che ho già ricontrollato 200 o 300 volte con il regista, l'autore, il tecnico luci, il direttore di palco, eccetera, e sono tutti dei sì, in quel momento ho quella percentuale di tensione perfetta per poter salire sul palco, perché sono sicura di quello che ho fatto prima. Sono pronta all'imprevisto. Io sono una che se la cava abbastanza bene, insomma, nel momento del panico riesco a mantenere la plomba e andare avanti. E poi ho il mio rito scaramantico: ogni foglio della scaletta deve essere numerato perfettamente. Io finisco quel foglio, accartoccio il foglio e lo butto, però devo avere sempre un pacchetto di backup da qualche altra parte ristampato, perché nel caso in cui non mi venisse più in mente a che punto sono, devo andare a rivedere se i fogli precedenti li ho già buttati. Sono un po' maniaca barra scaramantica allo stesso tempo, però ecco, devo dire che il momento della tensione precisa e che mi fa capire che è il momento giusto per salire sul palco è quando quella scaletta che io ho scritto è stata approvata da tutti e io sono serena, la devo avere lì nel mio angolo e copie? Parto in 2 copie sempre e poi parto. Beh, mi viene in mente, come direbbe Woody Allen nel suo film che amo di più, basta che funzioni. Basta che funzioni. Basta che sì, funzioni. sì. Petra, io ti ringrazio, ma ti chiedo di restare qui ancora Sì? qualche minuto, perché adesso raccontiamo un'altra delle nostre storie e poi ti vorrei coinvolgere in un giochino. Sono pronta, concludere. sono a tua disposizione. Prego. Chissà, chissà, domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quale strada camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro, sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva alla luna, sì la luna, ma non è bella come te questa luna, è una sottana americana, allora su, mettendoci di fianco più su, guida tu che sono stanco più su. Immezzerati un batticuore più su, sono sicuro che c'è il sole, ma che sole, è un mio cappello di ghiaccio, questo sole è una catena di ferro senza amore, 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 ma
notte più lento, ciao come stai? Il tuo cuore lo sento, i tuoi occhi così belli, non li ho visti mai. Ma adesso non voltarti, voglio ancora guardarti, non girare la testa, dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce, aspettiamo senza avere paura, domani. E la storia che vi abbiamo raccontato non ve l'abbiamo raccontata noi, è una storia vecchia più di 40 anni, ce l'hanno raccontata in coabitazione Francesco Gabbani con le parole prese in prestito, parole che Lucio Dalla ha regalato a tutti, ed è stato sicuramente un bel modo di ricollegarci a quella che è stata l'emozione della cerimonia d'apertura. Siamo ancora in compagnia di Petra. Eccoci. Allora, quello che di cui abbiamo parlato prima, Sì. no? Questo binomio musica, sport, atleti, performer, ci ha fatto venire un'idea perversa e malsana per vedere quanto ne sai di sport. Bene, sono pronta. Serena. Ok, ci proviamo. Anzi, di più quanto ne sai di sci. Quindi abbiamo fatto per te una selezione di atleti Ok. e vediamo quale cantante, performer ti ricorda. E poi facciamo una valutazione e vediamo se ci hai Va preso bene. oppure no. Mi dici qualche caratteristica di ognuno di loro, però dai, aiutami un pochino. Sto sul generico, Dai, non voglio va bene. aiutarti troppo. Vai. Per Ok. partire partiamo dai più facili. Ok. Partiamo da Michaela Schifrin, Sì? americana, diciamo sulla strada per diventare la più vincente di sempre, bionda, sicuramente grande classe, sinonimo di tenacia, sinonimo Ok. però anche di perfezione stilistica, è proprio la regina. Ce l'ho. Di già, così. Sì, subito. Allora, secondo me la possiamo paragonare a Gwen Stefani, che è tornata dopo 15 anni, ha fatto un pezzo straordinario, Let Me Reintroduce Myself, dove lei rimette tutti i look di 15 anni prima, per far capire che 15 anni prima eravamo noi che eravamo ancora troppo indietro e lei invece che guardava molto molto più avanti. È stata veramente una grande, perché alla fine ha fatto un pezzo quasi ironico, no? Posso ripresentarmi al pubblico come se il pubblico se ne fosse dimenticato, no? E quindi secondo me questa tenacia di cui mi hai parlato è paragonabile al perfezionismo e alla tenacia di una Gwen Stefani che è ritornata più impeccabile che mai. Devo dire che ci hai preso? anche perché quando parli con Michaela, quando ti capita di farlo, vedi proprio una grande trasparenza, è una che si sa prendere in giro, sa parlare di sé con leggerezza e per i grandi campioni è rarissimo. Quindi Gwen Stefani è perfetta, dai. Perfetto. Allora, passando al maschile, come posso metterti in difficoltà? Andiamo, ancora uno facile, dai. Andiamo con un altro medagliato del Super G, andiamo con Alexis Pinturault, Okay. che è un francese, che è famoso per essere bravo in tutto. Probabilmente non è fenomenale in niente, anche se poi in realtà è fenomenale in tutto, però è bravissimo in tutto, molto poliedrico, molto amato dalla gente ed è anche amato mi viene da dire dalle mamme, cioè proprio un volto pulito. Ce l'ho. Allora, secondo me lui lo paragoniamo a Bob Sinclair, un po' perché insomma francese, quindi ci sta, però Bob Sinclair è il DJ pulito per eccellenza. Allora, è un hitmaker, è tutto quello che tocca diventa oro, ovviamente. E Alexis vince tutto. E ci siamo. Okay. E lui proprio è il DJ pulito, è l'immagine del DJ che tutti non si aspettano di vedere, perché per anni abbiamo pensato ai DJ, no? Come un po' dannati, un po' matti, un po'. Invece Bob Sinclair, secondo me, proprio rappresenta quella pulizia, quella perfezione che potrebbe essere l'uomo ideale, no? Quello che le mamme vorrebbero farti sposare di sicuro. E poi riesce bene in tutto quello che fa, perché poi alla Non è fine poco.
Esatto, lui è un grandissimo DJ, è anche un bravissimo produttore, è un bravo performer, è uno insomma che ci sa fare veramente in tanti campi, quindi secondo me potrebbe essere... Te lo passo con riserva, perché la riserva sono i capelli, perché uno è rasato, sì, Bob Sinclair ha i capelli lunghi, lo so, però guarda, è talmente buono secondo me che starebbe benissimo anche rasato. No, Bob Sinclair. Se sei all'ascolto, contattaci, facciamo la live, esatto, le richieste live. Allora, sui top ci sei. Vediamo invece col mercato italiano come te la cavi. Andiamo con le punte di diamante presenti qui a Cortina. Per i maschi ti direi Dominic Paris, e questa secondo me è la più facile di tutte. È un rocker nato, ama il ghiaccio, proprio quello duro, testa bassa, poche parole, decibel altissimi, pochi proclami. Ma lui non è quello che ha anche una sua band? Per quello è il più Vedi? facile. Pensavi di cogliermi impreparata? Io so che lui ha una sua band che fa, credo, rock, hard rock, insomma, il genere è quello. Roba pesante, perché leggevo in un'intervista che lui ha dichiarato di essere un grande fan, insomma, che la sua musica si ispira moltissimo ai Pantera. Quindi immagino che questo lato così, no? Hai nominato il ghiaccio, questo lato così duro, tagliente forse che lui ha, nello sport lo porta proprio dalle influenze musicali che vanno a pescare lì, nell'hard rock più pesante, comunque nel metallo quello che pesta. Quindi forse direi che lui rimane paragonato a se stesso, alla sua band, ma anche ai Pantera da cui ha preso ispirazione. Quindi che dici? Questo non può non passare, perché se lui ha preso ispirazione dai Pantera, chi siamo noi per dire non possiamo dire che non va bene. Poi viene a prenderci. Dai, Dom è uno tosto. Fin qui tutto bene? Fin qui tutto, siamo a metà strada. Vai. Allora, sono invece pronta. big italiana, donna, andiamo con Federica Brignone. Sì. Allora, Federica, ti do io un indizio, è incredibilmente pop. È proprio l'emblema dell'atleta perfetta, elegante, sempre bilanciata sia nello sciare, nel gesto, quanto fuori. È proprio, mi viene da dire, istituzionale, ma non è una brutta parola. No, è certo, precisa. Ma tra l'altro, guarda, anche di lei, insomma, per fortuna qualche cosa so ad esempio che è super impegnata a livello ambientale, lei è un'ambientalista convinta, e l'immagine che ha, che comunque, come dici tu, molto sofisticata, molto pulita, mi ricorda moltissimo Alanis Morissette, che ho avuto appunto la fortuna di incontrare e di intervistare. Tu pensa che per andare a questa intervista, sapendo anche il suo forte legame con la natura e con la purezza, con la naturalezza, che mi riporta un po' a Federica, mi sono presentata all'intervista con un mazzo di lavanda. Però non è che l'ho comprato, adesso posso dichiararlo ufficialmente, l'ho rubato nelle aiuola dell'albergo. C'è ancora una denuncia pendente. C'è ancora una denuncia che pende su di me. Non avevo niente da portare, ho visto della lavanda, ho raccolto un mazzo di lavanda, e per rompere il ghiaccio con Alanis Morissette, che all'epoca insomma era uscita con uno dei dischi forse più famosi del mondo, sono arrivata con questo mazzo di lavanda e sono riuscita a conquistarla e a portarla dalla mia parte. Sono sicura che anche con Federica potrebbe succedere la stessa cosa. Poi se ci pensi è la regola più vecchia del mondo, vai a incontrare una donna, vai con un mazzo di fiori. Ma infatti non ho visto i tuoi, scusami. Dove sono? Taglia. Allora ti metto in difficoltà. Dai, va bene. Con gli ultimi due, il primo è il mio preferito. Si chiama Beat Feuz, è uno svizzero. Allora, a me personalmente, non che ti debba in nessun modo aiutare, ricorda John Belushi nei Blues Brothers. Perché ha uno stile che non diresti mai che questo è uno dei migliori al mondo, ha un sorriso che veramente spacca lo schermo, una sensibilità in pista pazzesca, e pur non avendo il fisico statuario del classico sciatore, arriva in fondo e vince sempre lui o quasi. Allora, di lui quello che mi ricordo è che è un uomo che si rialza sempre dopo le cadute, no? È un discesista, quindi per forza uno di molto cose, tenace, svizzero, proprio duro. Svizzero, ok. Questa resilienza mi ricorda molto Vasco Rossi, il capitano, no? Che è credo uno dei cantanti a cui tutti hanno voluto più bene in assoluto, che ha riunito più generazioni in assoluto, le mamme, le nonne, generazioni di figli che crescono con reminiscenza dei genitori di Vasco Rossi. Ma soprattutto è uno di quelli che se l'è vista più brutta in tutti questi anni, Vasco ragazzi quest'anno non sta tanto, e poi dopo lui risorgeva come l'araba fenice. Quindi questa resilienza, questa tenacia, questa forza del capitano, secondo me lo possiamo associare al mitico Vasco. Ci sta, sembrano anche gemelli diversi ora che me li fai visualizzare. Fisicamente sì, in effetti qualcosa sì. Guarda che nel sentirti parlare mi è venuta in mente una frase di Kate Richards bellissima, che ha detto che la sua più grande soddisfazione nella vita, e ha fatto un certo numero di successi e di concerti eccetera, appena. È stata andare al Kate Richards, chitarrista dei Rolling Stones, per chi non lo sa, quei quattro che ancora non lo sanno,
la sua più grande soddisfazione nella vita è stata andare al funerale di 3 medici che gli avevano dato poco tempo di vita per il suo stile di vita. Vasco ci ha fatto dei pezzi su questa cosa, cioè alla fine ha detto sono ancora qua. Dannato. E già. Dannato. Allora chiudiamo, perché siamo a Cortina, non Sì. possiamo che chiudere con la regina di Cortina, è stata la regina dello sci in generale, quindi nel suo caso, che è Lindsey Vonn. Certo. Lindsey Vonn, allora, difficilissimo descrivertela perché qualunque cosa dici non è mai abbastanza, quindi diciamo proprio la regina dello sci, è la record woman con numero di vittorie assolute nella storia, eleganza molto americana, molto impostata, è veramente una delle donne più famose della storia dello sport. Quindi per la regina dello sci, la regina della musica, Lady Gaga. Sì, ci sta. Perché a livello di vendite mondiali è veramente forse la donna che ha venduto di più in assoluto, e quella che di più in assoluto è partita veramente dal niente per arrivare nell'Olimpo delle dee. È una gigantesca trasformista, è veramente una cantante, una performer straordinaria, e quindi secondo me proprio per tutte queste caratteristiche che che ne fanno la regina della musica, è assolutamente l'unica che mi verrebbe in mente di paragonare a lei. Allora, diciamo che concluderei con un ha talento ma non si applica alla studente. Non è vero, non è vero. No. Grazie. Promosso, Grazie, promosso. grazie invece per l'aiuto. Grazie Allora, davvero. Non ti do il 10 perché sarebbe ruffiano, diciamo un 8,5 in pagella. Mi accontento dal 6 al 7, va bene. Più che sufficiente. Più che Grazie. sufficiente, per avere un quadrimestre sereno. Va bene. Allora, grazie a Petra Loreggian, voce e volto di RDS, 100% grandi successi, e vi lascio con la prossima storia qui a Casa Veneto. Grazie a voi.